Ciao a tutti ragazzi, sono Yuri Perissotto, un nuovo acquisto della ditta Zazzui con cui collaborerò da ora in poi. Ho appena ricevuto due bei pacchi da aprire, ancora non li ho toccati perché mi farebbe piacere aprirli con voi. Ovviamente io ho già sbirciato un pochino dentro, devo dire la verità, perché ero troppo curioso, non si resiste, è come il giorno di Natale un bambino, per noi queste sono le soddisfazioni. Allora, iniziamo prima con questo pacco lungo dove posso intuire cosa c'è all'interno. Allora, già, vediamo un po'. Un bel fogno verde. Allora, apriamo da qui. Nunzio mi aveva anticipato una canna stupenda, la Black Eagle. Infatti andiamo in programma di fare un bel video dove andiamo ad inseriare delle belle spigole, speriamo, manico offset, monopezzo, molto bella. Questa qui è una di 1540, 2,13 m, molto molto bella, 7 piedi, bella, questa la testiamo subito, immediatamente, tra qualche giorno. Vediamo poi in questo scatolone, qui, iniziamo da questo, Tica, mulinellino da abbinare alla canna, Urus 3000, perfetto direi, nell'abbinata con la canna ideale, 7 cuscinetti a sfera, gira molto bene, vediamo. Piace vedere sempre se la canna è bilanciata. Ognuno ha le sue fisse, noi pescatori siamo un po' tutti particolari. Perfetto, bella abbinata, questa la testiamo per bene anche in settimana se riusciamo. Vediamo cosa ci ha messo ancora. Questo me l'aveva promesso e l'ha mantenuto, vediamo. Fantastico ragazzi, questa è la svolta, complimenti alla Zazzui. Qui riusciamo a inserire anche i 180, bella capiente, ci stanno 4, 8, 12 spazi grandi e 2, 4, 6 piccoli e uno spazio un po' più abbondante di qua, una sua tracolla, portapinze di qua, qui un altro gancio, molto bella, grazie, passiamo avanti. Allora, qui abbiamo delle siegi in vari colori, giallo, verde, maculato, rosa, anche queste presto le sepie tremeranno. Poi abbiamo qui abbiamo un bel 180 SV TLL in vari colori, cefalo, tutto bianco che io amo, color lampuga, anche questo secondo me l'estate ci darà soddisfazioni qui con i predatori, credo sia qui serra che con le lampughe, molto bello. Poi abbiamo un SVL 145, quindi 14 cm e mezzo, anche qui color cefalo, sardina, molto bello, testa rossa, anche questo da noi funziona da Dio, e qui abbiamo un colore naturale sull'azzurro tipo alice, sardina, belli. Anche questi secondo me serra, il target è il serra, la leccia forse, il branzino, la spigola. Poi abbiamo Sea Rabel
Questo qui io l'ho provato già prima che me lo mandassero, esattamente di questo colore, l'arancione, però lo utilizzavo a black bass fishing, e devo dire che mi ha dato sempre buoni risultati. Sicuramente può funzionare anche in mare, visto che questo è un colore che richiama la triglia sull'arancione, l'altro è un classico sardina, due colori che funzionano sicuramente bene anche in mare. Quindi anche qui il target penso sia la spigola, i piccoli tornetti in mangianza. Vediamo. Anche questi sono due artificiali che aspettavo con ansia. Lo Zoro nella misura nuova, che è 12 grammi per 9 cm, è un VTD, questo qui, anche qui due colori naturali molto belli. E poi abbiamo anche 2,26 grammi per 120 mm, anche qui due colori naturali, belli anche questi, da testare anche qui sulle mangianze. Cosa ci abbiamo ancora? Nunzio mi ha dato anche una novità, il Drake, che ancora io non ho provato, bellissima livrea rosa e bianca, me ne hanno parlato molto bene i ragazzi e questo lo andremo sicuramente a provare. Qui ci vogliono i serra che devono ancora arrivare. Poi abbiamo Frenzy 55, questo non lo conosco, però l'idea assomiglia molto a un gambero, secondo me può andare bene anche per le spigole, ma anche per i cavedani. A spinning noi ci divertiamo. Qui abbiamo Refraction, 22 grammi per 125 mm, tre bellissimi colori, anche questo secondo me il target è il pesce di mare, punteremo credo qui più su alletterati, magari piccoli tommarelli, sì, bello, un bel rappling all'interno. Ricordiamo che hanno tutti gli ami VMC, ancorette VMC. Poi abbiamo gli Zip Minnow, questo già lo usavo a Cavedani, è un bel artificiale, 3 grammi per 5 cm, anche questo sinking, bello, anche questo secondo me però anche in mare può dare soddisfazioni. Come il Jack, eccolo qua, Jack Minnow. Non l'ho mai provato questo, però anche di questo ho sentito parlare molto bene. Sinking, anche questo qua, 5 grammi e 7, va da 10 a 50 cm di profondità, quindi anche questo secondo me sui cavedani a spinning ci può dare soddisfazione, sì. Vediamo cos'altro c'è. Due intramontabili, il Lethal Popper che conosciamo un po' tutti ormai, fanno parte delle esche storiche di Zazzui. Abbiamo l'80 che è la misura nuova per 15 grammi e il classico 100 per 32 grammi. E l'80 secondo me è un popperino che darà soddisfazioni perché è una misura intermedia che diciamo copre un po' tutti i tipi di pesce. Bello. Poi anche questa è una novità di casa Zazzui, il Piton 140. Questo io l'ho tirato fuori e mi è piaciuto molto perché non è il classico minno, anzi ha una forma molto particolare, va recuperato anche secondo me in maniera un po' diversa dai classici, non è sicuramente paragonabile agli SV, aggancia la girellina qui in testa, appena sopra la testa, quindi si muoverà così, ha un bel rappling. Qui secondo me le spigole andranno pazze di questo artificiale, molto bello. Ce l'ho in un colore unico, color sardina, da provare, però qui mi sa che dovrò contattare Nunzio perché già vedo che è molto bello. Questo è un SV Minnow Sinking, 37 grammi per 110, questo lo vedo da traina. Qui da noi secondo me trainetta, anche alla Leccia, trainetta funzionerà sicuramente.
colore sempre naturale, grigio rosso, che qui ha un bellissimo effetto iridescente, belli. Hanno tutti delle belle livree, devo dire. A cui per ultimo ho lasciato una novità. Abbiamo il classico Mach PE8, questo è un 185 mm, sono 250 metri, tenuta 12 kg, 25 libre. Questo lo conosco già ho qualche mulinello immobilato con questo, insomma non è una novità, ha sempre funzionato, è un buon attrezzato, polivalente. Però come dicevo, per ultimo lascio una novità che dovrà uscire, mi diceva Nunzio, a settembre qui da noi, a fine estate. Quindi ce l'ho in prova e mi sento onorato, lo farò fruttare, spero spigole. Lo Striker, bellissimo, colore rosa, intrecciato, ho provato a sentirlo già, molto morbido, diverso rispetto al Mach PE8, è sempre un 8 fili, però ha una morbidezza unica e secondo me anche una resistenza allo sfregamento superiore, lo sento più lineare, molto bello. Questo fa 11 libbre e 5 kg, quindi diciamo che per le spigole che andremo a insidiare qui in zona dovrebbe andare bene. Comunque l'idea è di testarlo immediatamente, questo lo dobbiamo bagnare subito, dobbiamo vedere come va. Per dare un feedback di ritorno a Nunzio, che è stato così gentile da darmi un'anteprima. Bene, io ragazzi intanto vi ringrazio di essere stati qui con me, di aver aperto questi pacchi, io mi diverto sempre un mondo, qui quando ci sono delle novità poi noi pescatori diventiamo sempre pazzi. E niente, vi rimando al prossimo video, spero lungo qualche fiume, qualche canale. C'è già un'idea, abbiamo già una location, siamo pronti, quindi abbiate pazienza, stay tuned. Zazzui, team Zazzui, Yuri per il sotto, ciao ragazzi.